Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, il primo dell'anno fra l'altro, il primo appuntamento dell'anno, e lo passiamo in questa prima parte in compagnia di Mario Cerne, che è il presidente dell'Accademia del Fumetto di Trieste. Grazie per essere tornato a trovarci. In genere è sempre una mezz'ora che passo molto volentieri, perché parlando con lei vengono fuori tutte le... Possiamo anche darci del tu, visto che insomma ci diamo del tu prima. Mi vengono in mente tutte cose che depositavano da quando ero bambino. Si dimentavano. Sì, è una... vabbè. E nella seconda parte invece vi riproporremo la puntata di Trieste d'Arte, andata in onda 2 settimane fa, perché c'è ancora tempo, poco tempo, 4 giorni, per visitare la mostra al Museo Carà di Muggia. Anche voi avete appuntamenti però. Sì, innanzitutto tanti auguri a tutti gli spettatori, i telespettatori di Tele4. Sì, direi che noi adesso siamo ancora fino al 6 gennaio, siamo chiusi per le canoniche feste natalizie e avremo una partenza sprint già con il 10 gennaio in cui inauguriamo 2 corsi brevi. Il primo è l'essenza della posa, quindi per persone che vogliono accostarsi a un disegno ma hanno già qualche fondamento, in cui in presenza di una modella si studieranno proprio le dinamiche dei movimenti della figura, quindi una cosa molto molto anche istintiva, nel senso istintiva e anche particolare. Quindi un corso breve, quindi niente di assolutamente impegnativo, terrificante e lunghissimo. Questo è sabato 10. Lo stesso giorno, in mattinata invece, inauguriamo SketchUp, che al contrario è un corso per principianti e chi vuole accostarsi e conoscere le basi del disegno classico. Cioè, veramente io, se ho piacere di imparare a disegnare e capire come funziona, pur non avendo mai disegnato magari in vita mia, questo è un corso sempre breve, quindi anche qua tutto liscio e tranquillo, che mi porta a dare le prime conoscenze per poi eventualmente continuare. Perché sketch in inglese significa schizzo, proprio, sì, qualcosa almeno io tradurrei così. Qualcosa di molto veloce, molto rapido. Poi in febbraio invece avremo un workshop per tutti su come imparare a disegnare i draghi, visto che qua comunque a Trieste sta per concludersi la mostra su Tolkien, e in qualche modo c'è un fil rouge con cui si continua il discorso, e questo sarà il 7 febbraio. Cominciamo a partire proprio in velocità e riprenderanno anche i nostri corsi classici e l'anno accademico che si concluderà a giugno. Quindi voi ragionate su ottobre-giugno? Sì, come un anno scolastico. Un anno scolastico. Tra l'altro, poi disegnare draghi, credo che poi la fantasia di chiunque poi dopo... Diciamo che c'è però una base che bisogna conoscere, non è che disegni il drago così, è un rettile innanzitutto. Sì. Potremmo dire che una grossa lucertola con altre cose. Cioè, ci sono delle regole. Ci sono delle regole di base. Penso per tutto comunque, il disegno non è che faccio quello che mi pare, c'è sempre una regola di base su cui poi posso intervenire come fanno ad esempio nel manga, stilizzando o nei cartoni, però parto dal presupposto che se non conosco un'anatomia o le regole principali di come si disegnano le cose, gli ambienti, gli animali, gli esseri umani, senza le basi, come tutto del resto, ogni materia, e poi ti puoi divertire, insomma vai a cercarti le soluzioni anche improbabili, però diciamo che anatomicamente devono anche in qualche modo reggere, perché... Questo fra l'altro è l'anno del ventennale. Già, noi abbiamo cominciato nel 2005, in giugno del 2005, quindi stiamo percorrendo l'anno del ventennale, e è stato pieno di cose, al di là della super festa di giugno, è stato proprio un concentrato di tutto quello che l'Accademia può proporre a livello artistico a chiunque vuole accostarsi, non soltanto al fumetto ma anche ad altro. Quando avete incominciato, a me piace in questa stagione di Trieste in diretta, piace porre questa domanda, nel senso che quando voi avete incominciato appunto 20 anni fa, è cambiato parecchio.
Sì. Anche sì. nel mondo del fumetto, intendo, o meno di quanto si possa pensare. Allora, il fumetto è un'arte composita, in cui all'interno trovi tante cose. Innanzitutto le due più importanti è la scrittura, c'è bisogno di qualcuno che scriva le storie, e poi il disegno, qualcuno che visivamente le realizzi. Ma al di là di questo potremmo parlare di architettura, bisogna conoscere una composizione architettonica, non è che costruisco una casa, cioè devo disegnare la prospettiva. E poi facciamo, certo, come no. se non hai elementi di prospettiva, tu hai un disegno che è appiattito stile egizi sulla parete. Poi il teatro, questi personaggi, qualunque essi siano, che sia Topolino, quindi un animale antropomorfo su due zampe, o Dylan Dog, devono recitare e devono essere credibili. Il fumetto non ha la potenzialità del cinema, che è sempre in movimento. Però c'è una cosa che avevi detto prima e sulla quale volevo tornare, perché se è ben vero che il fumetto appunto non ha la potenzialità del cinema e non è in movimento, però è anche vero che in realtà, almeno per come la vedo io, all'interno di un albo il movimento c'è. Cioè prima, quando dicevi che in questo appuntamento che spiega la postura, eccetera, effettivamente voi dovete comunque rendere anche il movimento, Allora, che è dato dalle varie tavole che si susseguono, però proprio deve esserci un movimento interno, quindi è un concetto un po' strano, per dire la verità. è molto più complesso di quanto non sembri. Mentre il cinema ha il movimento, Quello è. tu lo segui, però non puoi tornare indietro. Io vado al cinema e vedo un film, vedo quello che succede, ma non posso tornare indietro. Con il fumetto le tavole e le vignette che sono fisse mi permettono di tornare anche indietro. Ah, in quel senso, sì, ho capito. Di tornare anche indietro. E il movimento ovviamente sta nel ritmo. Perché tu stai parlando, scusate, del cinema nel senso vero e proprio del termine, cioè quando si va a vedere un film al cinematografo, non a casa, no, avendo la possibilità. ovviamente, Quindi avendo a parliamo casa, proprio del. Sì. E per cinema intendo sala cinematografica. Certo. A casa ovviamente con tutto quello che hai, si può fare, torni indietro, torni. Anche troppo, per dire la verità. Sì, anche troppo. Infatti il bello del cinema, anche il mistero, cioè io guardo qualcosa che non so come andrà a finire, ma non posso tornare. E che in teoria anche poi nel momento stesso in cui si compie sparisce. Vero. E questo, sì, il fumetto ti dà la possibilità intanto di tornare indietro e poi se si è bravi a gestire il ritmo e il numero delle vignette, immagini una fisarmonica, ecco questo è il fumetto, una fisarmonica in cui tu decidi cosa raccontare e come raccontarlo, poi ci sono gli artifici, le linee cinetiche, cioè per far vedere qualcosa che si muove c'è bisogno delle linee cinetiche, sì. Ecco, perché sennò il disegno resta assolutamente fisso, è impossibile anche utilizzando decine di vignette far capire un movimento che diventa lentissimo, mentre le linee cinetiche e aumentando le linee cinetiche, come ad esempio fanno i giapponesi che ne mettono tantissime. Cosa sono esattamente le linee cinetiche? Sono quei segnetti, quelle strisce che accompagnano il personaggio quando si muove. Ho capito. Ecco, Sì. Oppure quando parte una freccia, le linee che accompagnano la freccia, che se no, ho capito, sembra immobile. Sì, che dà l'idea del. Ecco, sono delle necessità per il fumetto per poterlo raccontare, come i balloon, come fai a parlare di personaggi? Al cinema c'è il sonoro, nel fumetto hai i balloon, se no devi leggere. Sì. E tra l'altro per far capire i toni del discorso, al cinema è facile, l'urlo e quant'altro. Lì c'è il grassetto la forma dei balloon che cambia. Un balloon spezzettato simboleggia l'urlo, la classica nuvoletta con le bollicine e il pensiero. Ma poi c'è anche, come diceva, ha accennato lei, No, diamoci del tu, per carità. Come hai accennato, il grassetto per far capire che quel concetto, quella parola, è anche vero perché noi quando parliamo abbiamo dei toni, utilizziamo dei toni, se c'è qualcosa di un concetto importante, al di là della postura, è il tono della voce. Quindi nel fumetto abbiamo il grassetto che ti fa capire che quella frase, quella parola
è qualcosa di importante. Ma sono anche codici che comunque adesso io non è che allora, io ho dovuto imparare a leggere da solo perché mia mamma non aveva pazienza di leggermi i fumetti e lei mi ha detto chiaro e tondo, me lo ricordo, ti dice guarda, se tu vuoi leggere Topolino eccetera, tu impari a leggere perché io non ho pazienza di fare questa cosa. Che può essere dura come cosa da sentirsi dire a 4 anni, ma io a 5 anni già leggevo, eccetera. Però è un codice questo che credo sia immutato nel tempo, ci saranno stati degli aggiustamenti, eccetera. Sì, più o meno siamo Quello là. è. Ma è un codice fondamentalmente che entra subito non è che hai bisogno di qualcuno che ti spieghi, No, cioè è immediato. lo percepisci in maniera immediato. abbastanza immediata. È immediato, infatti in accademia curiamo moltissimo l'insegnamento proprio dei codici, perché comunque chi arriva dai più piccoli ai più grandi, comunque sanno cos'è il fumetto e lo leggono. Sì. Oppure, soprattutto nel caso dei manga, si guardano le serie televisive, gli anime, però sanno cos'è e quindi cioè, non è che arriva qualcuno, cos'è il fumetto, cos'è sta cosa. Sì. Sanno, conoscono anche, quindi è automatico il Sì, fatto è che molto- i balloon ci sono e le onomatopee, cioè i rumori, no? Perché l'onomatopea in realtà non esiste, perché No, come, però- come fai un suono? Cioè qualunque suono Porta che si chiude. sì, è inventato, no? E quindi là c'è bisogno di questo artificio sonoro. Le onomatopee, scusa, sono uguali per tutte le lingue? Che tu sappia? Nì. Ad esempio, la Bayard di un cane, Sì, e noi abbiamo il Bau Bau. sì. In Germania è il Woof. Sì. Cioè, poi Sì. si adatta. Poi, sì, cioè- Molte delle onomatopee esistenti derivano dai verbi inglesi, splash, Sì, che ormai sono rumble, acquisiti. ecco. Poi altre sono inventate, il bang, lo sparo. In realtà la pistola non fa bang, non esiste, però non ho mai capito perché Già, è vero, stato non fa scelto il bang. bang. E quello che ci è andato più vicino come onomatopea su un'arma che spara è stato Ugo Pratt nelle sue storie sulla guerra franco-indiana del Settecento, in cui i fucili ad avancarica fanno un rumore che è come se dei rami si spezzassero. Io sono andato pure a sentire, quando mi sono visto gli ultimi dei Moicani, Sì. il rumore di questo tipo clac è il rumore che è più simile, infatti lui lo onomatopeizza con crack e somiglia molto al suono che senti. faceva. Sì. Ma è anche un caso perché poi alla fin fine il drillo del telefono, il drin drin, e automaticamente ti entra in testa, cioè il telefono ha quel suono là, o la sveglia, no? Sono suoni Sì, poi che... e oltretutto utilizzi anche l'onomatopea paradossalmente nel linguaggio comune. dammi un drin, Sì, dammi un drin, deriva da... Quindi diciamo che abbiamo dei codici di comunicazione che ormai esistono da sempre, sin da quando sono stati utilizzati i balloon e le onomatopee per prime. Ma un ragazzino, ancora adesso una ragazzina, iniziano a leggere con i fumetti, desumo. Non necessariamente, però penso di sì. Diciamo che imparano a scuola, e noi cominciamo infatti a 7 anni in cui sanno già leggere e anche scrivere. Sì. E quindi diciamo che già a 8-9 anni leggono fumetti soprattutto, è un'età in cui si approcciano non a Topolino come era per noi, ma ai manga. I manga. Sì. Topolino paradossalmente è letto più dagli adulti, ma anche perché le storie, al di là delle storie brevi, quelle più complesse sono effettivamente dirette a un pubblico più alto. Sì, è vero. E quindi i ragazzini, appunto perché anche tra telefonini, Sì, è tutto, è un discorso. Tablet, computer, streaming, televisione, vanno al punto con i cartoni giapponesi. E là
il fumetto è una cosa che conseguenza, no? Cioè, ok, mi vedo la serie animata, però voglio leggermi il fumetto. E questo accade a 9 anni, 10. Ecco, siamo arrivati tra l'altro ad un punto dove avevo intenzione di arrivare e ci avrei messo chissà quanto, invece siamo arrivati automaticamente, perché mi chiedo anche questo, no? Ci sono molti fumetti che hanno originato dei cartoni animati e molti fumetti che hanno poi originato anche dei film live action, come si usa dire, e ci sono anche però, e questo è anche vero, molti film che hanno originato fumetti, insomma questo era forse più un tempo che non adesso, di solito accade sempre è sempre il fumetto che origina un film o un cartone animato. A parte che è ancora più difficile come dire, la trasposizione di un fumetto in un film rispetto alla trasposizione di un libro in un film, perché sono cose completamente differenti, eccetera. Però, voglio dire, anche lei non si è mai soddisfatti, no? Dipende da da come viene trasposto il film, il fumetto. Avevo letto un aneddoto interessante in cui Ugo Pratt fu contattato per realizzare una trasposizione a fumetti al film delle sue storie e con i produttori che gli telefonano e chiedono ok, vai, facci avere la sceneggiatura e lui, guardate che è già tutto pronto, sì. il fumetto è già pronto. Addirittura gli storyboard utilizzati da Ridley Scott, ad esempio, ma anche da Alfred Hitchcock, che era uno che era, sì, certo. Per dire, o anche la saga di Matrix, cioè sono fumetti. Sì, è già. Cioè, il regista utilizza uno strumento che è il disegno in sequenza per avere idea, poi anche possono cambiare le scene, però perlomeno, ok. Sì, ho capito. Per dire, Mario Alberti, il nostro autore triestino, è stato contattato dai registi di Star Wars per The Creator, cioè fargli gli storyboard. Cioè. Sì. Quindi si parla di fumettisti, quindi si sa benissimo un regista cinematografico va da chi parla un linguaggio simile. Ma io per esempio non l'ho più visto, non so nemmeno se lo si trova, insomma, forse sì, ma per esempio io non mi ricordo, ma perché non avevo letto Gli albi, però so che uno dei film tratti da fumetti più apprezzati era il Dick Tracy di Warren Beatty, però parliamo ormai di più di 30 anni, più di 30 anni 30 fa. anni fa. Pare che fosse sì, perché vinse l'Oscar come miglior canzone nel 91, quindi con il film Madonna? fu fatto. Posso? Sì. È una canzone di Sondheim, tra l'altro. Sooner or Later mi pare che si chiamasse, se non ricordo male, e quello viene ritenuto come una delle trasposizioni più brillanti, anche più come dire fedeli, però io non lo ricordo. Ho ricordi molto vaghi, anche perché si vede poco, bisogna dire la verità. Innanzitutto il fumetto Dick Tracy è stato pubblicato in Italia da Linus ai tempi che furono. Sì, quindi si parla di 50 anni fa, 60 anni fa, quindi è stato un fumetto tipicamente americano, sì, con tematiche tipicamente americane, insomma la lotta ai gangster, sì, che fa riferimento anche a un cinema degli anni 30, sì, come no, contro il proibizionismo, sì. Gli Intoccabili, piuttosto che quelli. In Italia è stato pubblicato poco, quindi un pubblico nostrano, a parte noi, i giovani non hanno apprezzato molto probabilmente. Forse non hanno neanche apprezzato il fatto che io l'ho visto anche estremamente patinato. Sì. Estremamente patinato, per quanto fatto molto bene. Cioè, è una versione a colori, hanno osato perché il fumetto è in bianco e nero. E Dick Tracy è sempre stato in bianco e nero. L'hanno usato e il lavoro che hanno fatto, ho ricordi
di un lavoro secondo me fatto benissimo. Che poteva essere Storaro il direttore della fotografia. Poteva essere, però al di là di questo hanno usato anche, hanno avuto delle idee cromatiche che sì. Secondo me poteva essere anche un salto nel vuoto, perché le strisce quotidiane americane sono tutte in bianco e nero, da sempre. Sì. Lui aveva un impermeabile giallo, se non ricordo. Sì, qualcosa del male. genere, che uno dice, vabbè, ma il giallo dove te lo trovi, no? Sì, Ecco. sì. Probabilmente forse nelle tavole domenicali, che potevano essere colori, però io non le ho mai viste. Altro film che invece trovo perfetto è Flash Gordon, con la colonna sonora di Queen. Quello prodotto da De Laurentiis. Sì, ma nella sua sembra trash, però c'è tutto lo spirito degli anni 20-30 di quel fumetto là. Sì. Poi se qualcun altro mi fa un Flash Gordon oggi, non so se mi piacerebbe, perché era talmente ingenuo, però coloratissimo. Sì, mi ricordo, io di quel film là ricordo molto i colori, proprio. Coloratissimo. E anche delle scenografie del tutto particolari. È caduto il microfono. Okay. E riprese poi anche l'iconografia di Alex Raymond, le varie città del pianeta Mongo, le ha prese proprio dai fumetti, l'ha proprio stato un lavoro. Io ricordo, devo dire la verità, proprio le scenografie con grande piacere, con grande divertimento, perché erano veramente completamente folli, però molto belle. E invece c'è una trasposizione che proprio non ti è piaciuta? Ma è difficile, perché comunque devo dire di no, più o meno quelle che ho visto più o meno sono passate, insomma, non è che ho detto ok, va bene, me ne vado prima della fine del film. Ma per esempio, poi dopo usciamo dal discorso cinematografico, nel quale io mi imbarco sempre e chiedo scusa anche. Perché non si è mai fatto, appunto, se ne parla, si era anche individuato un possibile interprete, un film da Corto Maltese? Questa è una domanda, la classica domanda da $1 milione. Perché a mio avviso Corto Maltese è infilmabile. L'hanno fatto a teatro, qualcosa è stato fatto a teatro. Sì. Però lo spirito che Hugo Pratt ha immesso nella sua opera, devo dire che come personaggio è forse il personaggio più importante del fumetto, non solo italiano, ma siamo a livelli Asterix, Topolino, Superman, Corto Maltese, i personaggi sul piedistallo, uno è lui. E secondo me c'è anche la paura. Può essere. La paura di creare un qualcosa anche perché che... che colori gli dai? È difficile. Ci sono alcune, mi pare, ho in mente qualcosa con colori molto sfumati, molto... Allora, gli acquarelli di Pratt, che però nel fumetto non sono mai stati utilizzati, perché i colori sono tipografici, la tipografia non è classica. Però lì devo dire che non saprei, esistono dei DVD francesi con le storie a cartone animato proprio prese dai racconti brevi, e sono fatti veramente bene. Perché i francesi hanno una tradizione di... Ma le storie sono anche corte, tra l'altro. Un film di 2 ore su Corto Maltese, io penso che... Resta strana però come cosa. Anche con i mezzi di oggi tutti si tirano indietro, persino si era parlato di un interessamento di Frank Miller, che è stato un estimatore da sempre di Pratt e del suo tratto, però anche là non si fa... sono in molti che si sono fermati, ma forse va bene così, perché... Un mio amico sostiene che in alcuni casi bisogna togliere la maglia, cioè mettersi nell'idea che certe cose sono intoccabili ed è meglio non insistere, insomma, quindi probabilmente forse è una di queste. Sì, tra l'altro un fallimento è stato il film su Tex di tanti anni fa con Giuliano Gemma. Sì, appunto, nonostante... E là, secondo me, anche là è un personaggio che, pur avendo familiarità noi italiani con il western, perché insomma fino a Dylan Dog il fumetto italiano era il western, e Tex è Tex.
Sì, è vero, nonostante poi chi c'era? Tessari addirittura come Sì, regista. però, come dire, Abbiamo ancora 5 minuti perché, chiedo scusa, è passato veramente, ma ogni volta succede così, vabbè. È anche vero che se mai ce ne fosse bisogno, ormai il fumetto è stato davvero sdoganato, perché per esempio Robinson di Repubblica ogni settimana pubblica un'intervista vero, con vero. fumettisti, e quindi voglio dire che per me, che no, non leggo fumetti, però mi interessa molto leggere le interviste con... Sono molto articolate. sì, sono molto Molto belle, a dire articolate, la molto verità. articolate. E quindi voglio dire, non è più soltanto un passatempo, non lo è mai stato probabilmente, però No, adesso no. siamo passati ad una considerazione completamente differente. Non un caso è la nona arte, si chiama nona arte, non più il dileggio che ad esempio si trova sulle definizioni che è stato chiesto di cambiare, no? A chi realizza i, i dizionari, è Sì? stato chiesto di modificare Perché? perché era dispregiativo. Ah, Se voi andate a vedere, leggere la definizione di fumetto è dispregiativo, no? ah, Cioè è qualcosa di fumettistico, come dire sì, buttato un po' là, mentre invece c'è- si parla di autori che lavorano ore e ore al giorno su una singola tavola. E mi pare di capire che anche la produzione italiana comincia a essere considerata con una certa importanza. Ma io penso che lo sia sempre stato, perché abbiamo un fumetto popolare, Bonelli, Disney, Come no? quindi il grosso del mercato, ma abbiamo anche le vette con il fumetto autoriale, non ci sono più, ma Toppi, Micheluzzi, Battaglia e Pratt sono stati autori che tutto il mondo conosce e apprezza, cioè il fumetto italiano è uno dei caposaldi del fumetto mondiale. Non abbiamo la potenza dei giapponesi e neppure degli americani, però un Micheluzzi oggi è un maestro a confronto a certi scribacchini, insomma. Però per esempio io mi ricordo, andando, forse è cambiata la cosa, però, ma non credo più di tanto, io mi ricordo che sono rimasto veramente meravigliato in Francia, nelle librerie francesi, il reparto dedicato ai fumetti è qualcosa di enorme rispetto Vero? al resto, e se pensiamo poi che gli albi sono anche più fini rispetto ad un libro, puoi pensare a quanti ce ne sono rispetto ai libri, è qualcosa di È impressionante. una concezione diversa Loro sempre hanno del fumetto. Allora, per noi in Italia il fumetto sono giornalini, sì, per la gran sì. parte delle persone. Giornalini, una vecchia Giornalini. come no, una vecchia E definizione. in Francia libri, infatti là non esiste un formato tipo Bonelli, cioè quel piccolo formato che Sì, abbiamo sì, noi, sì. brossurato, là tutto esce come Asterix, libro cartonato, cioè tra l'altro è cultura, e cultura nel vero senso della parola. Sì, Ah, loro hanno, i francesi hanno senso, sì. questo senso della cultura alta e bassa che è meraviglioso. Il Perché... fumetto è cultura alta. Sì. Per loro è cultura alta, per noi ancora no. Ancora no. Sì, Ancora questo è il passo probabilmente è da fare, che è da pur fare. avendo avuto e avendo degli autori insomma, su cui non si può discutere. Assolutamente. Allora, siamo davvero in chiusura. Io veramente è volato perché sempre, ma perché poi dopo è anche vero, uno può non leggere più fumetti perché non ha tempo, però si vede che qualcosa sedimenta di quando era bambino Vero. e quando nel mio caso leggevo i fumetti a pranzo e questo dava, cioè mentre mangiavo avevo Topolino e robe, questi miei erano allucinati da questa... Ma da anch'io, questa- eravamo noi, facevamo eravamo la generazione nostra. è la generazione nostra. Grazie a Mario Cerne, Grazie a buon voi. lavoro. Continuiamo a vederci ogni tanto. Io sogno sempre di fare una puntata assieme anche a Bernardo Gulotta, che
veramente lui è fanatico di Sì, ogni di tanto queste quando cose. vengo qua come ospite c'è lui. Ma non riusciamo mai a farla. Non si finirebbe mai, tra Sì, l'altro. sì, no, questo è anche vero, potrebbe essere un problema. Andiamo in pubblicità e poi la puntata di Trieste d'Arte dedicata alla mostra che in questi giorni è al Museo Carà di Muggia. Grazie ancora a Mario Cerna, ancora buon Grazie lavoro a voi. e arrivederci.